Questo è il campanile. Questo è l'interno del campanile, completamente senza pianerottoli, e in cima una botola, circa 20 metri di altezza. Un attimo, buongiorno a tutti da Campanaro 67, siamo sulla chiesa di Sant'Antonio Abate a Montesilvano, Sant'Antonio di Padova, pardon, ecco come mi dice il giovane Don Viceparroco Don Lorenzo qui di Montesilvano, e qui abbiamo il nostro grande Giacomo De Feudis. Adesso come vedete lo stato è decisamente abbandonato da anni, da 30 anni, da decenni. Dell'Aquila. Questa potrebbe essere una donati dell'Aquila. Ecco, guarda, allora lo riesco a vedere da qui. No, eccola. Riesco a leggerla. Zitta lì. Ditta Peppino Mari Fu Loreto di... Quindi praticamente questa è una Mari di Torre de' Passeri, lo stesso. Quindi sono tutte e due di Torre de' Passeri ste campane. Eccola, guarda. Riesco a vederla a malapena. Vedi, da lontano si vede. Peppino Mari. Quindi questa è come la campana di Onna, quella praticamente che ho visto a Trasacco l'anno scorso, quando siamo andati al raduno dei campanari a Trasacco del 18 e 19 agosto per il quarto raduno nazionale dei campanari del centro Italia. Allora, volemmo un attimo, fammo sta distesa per sentire come sono ste. A distesa? Buona, ce la fai? Lanciamola un attimo, sentiamo le note. C'è poi completamente in legno, su cuscinetti, quindi va bene. Adesso ecco qua, abbiamo fatto anche sta scampanata fuori programma. Qualcuno dirà che sei ammatito il viceparroco di Sant'Antonio di Padova di Montesilvano. No, è che è un evento straordinario perché Campanaro 67 è arrivato. Come mai fatto te l'altra volta che il vescovo è rimasto contento a pescare. Io dico, ma ha suonato le campane fuori dall'orario, no? Ma porca miseria. Allora ho detto, è venuto il vescovo così, guarda. Ma io dico, ma te sei matto Giacomo, ma porca miseria. Va bene, ok, per il momento è tutto. Ciao da Campanaro 67. Adesso vedete un bel disastro qui. Probabilmente tra poco, tra un mesetto sarà tutto a posto e speriamo per il 13 di giugno di poterlo far suonare. Ciao a tutti, grazie anche al viceparroco che ci ha fatto venire qui, grazie, ciao.